Ciao a tutti amici di G di Ferro Team, oggi siamo qui all'Aurora appunto per la seconda selezione di Miss Aurora per Tu modella per un giorno con Manola Tabacco. Oggi si sfideranno altre 29 ragazze, tutte qui, tutte bellissime, tutte prontissime. Abbiamo già la giuria che sta arrivando, fra poco arriverà anche il nostro pubblico. Le ragazze sono giù nel backstage che stanno preparando e vedrete un sacco di bellissime sorprese questa sera. A dopo con la sfilata. Bene amici G di Ferro Team, ora siamo qua nel backstage, come potete vedere ci sono le nostre modelle che si stanno preparando e adesso sto avvicinando a lei che già mi sta guardando male. Ci dai una piccola presentazione di te? Allora, noi siamo un team di parrucchiere, collaboriamo, io con il mio salone e le mie colleghe con il suo salone, e facciamo questa esperienza per divertirci, per stare in compagnia e per avere un'opportunità anche diversa di proporre al salone e alle nostre clienti cose Nuove, cose innovative, magari acconciature che una cliente di solito non fa, può vederla magari in questa sfilata e così sapete che voi magari potete proporla anche al meglio. Quindi siete più negozi che collaborano in questa serata? Bello, avete è bello come il clima anche qui non sia di contrasto ma di unione, perché era una cosa bella, questa è una cosa molto molto bella secondo me nel settore. Ti lasciamo lavorare che ti vediamo abbastanza indaffarata, voi non le vedete ma sono tantissime se facciamo un giro, quindi hanno bisogno di tempo e le lasciamo un attimo tranquille e ci vediamo tra poco che le vedremo tutte in passerella. Il secondo applauso, avete già votato un mezzo applauso, un grande applauso però lo voglio per tutto lo staff di Villa Casale Martin e tutto lo staff di Tu modella per un giorno. Allora intanto grazie per essere qui in questa seconda selezione di Miss Aurora. Il percorso è un po' lungo perché ci sono altre tappe, poi avremo la finale, la grandissima finale di 2 giorni a dicembre e intanto però andiamo a scoprire bellezze su bellezze in questo meraviglioso territorio. Quindi ringrazio ancora una volta lo staff di Tu modella per un giorno che organizza eventi di moda, concorsi di moda di bellezza e dà la possibilità a tante ragazze di mettersi in gioco e le vedremo questa sera belle e anche bellissime. Ovviamente a decretare la più bella è la giuria che è alle mie spalle, quindi ringraziamo ancora una volta per l'ospitalità di La Casale Martin, ma ringraziamo anche tutti i partner, quindi grazie anche a Profumeria Mario Nord, grazie a Riccon, Mitri Gioielli, ideatrice e realizzatrice della corona, delle varie corone che hanno visto i concorsi di Tutto della un giorno e la super corona che è stata creata in collaborazione con i Gioielli della Neri per questo bellissimo concorso. Grazie quindi ancora a Mitri Gioielli, grazie a Gioielleria Domenico, nominato poco fa e che questa sera mi ha omaggiato di questo bellissimo collier, quindi grazie Marco. Grazie anche a Francesca Simone Abbigliamento, grazie anche alla collaborazione dello staff di parrucchieri della Palazzola, grazie anche a Grafiche 3, grazie all'Antica Murano, questa bellissima collaborazione con Mastri Vetrai che hanno organizzato un'opera d'arte, grazie alla collaborazione di Beauty Way, Antonella qui è la nostra giuria che poi conosceremo meglio, grazie a Bancalà, a Gigi Faroblog, Giulio Finacchi, dove sono? Eccoli là! Ragazzi, siamo in onda? Siamo online? Ok, allora
ma finalmente ha conosciuto MTL. Complimenti, dopo vedremo queste mascherine, bellissime. Ok, siete pronti? Siete pronti? Ok, dobbiamo scaldarci un pochino, mi sa. L'ho nominato all'inizio il nostro DJ Andrew che ci accompagnerà in questa serata, i nostri fotografi Michael Buratin, dov'è? Ciao Michael! E Federico Monzon, ciao ragazzi! Vi ho nominato prima le sfilate di Francesca Simone Abbigliamento, Danieli, Vedere Danieli, e vi nomino ora la giuria. Prima la giuria, o facciamo la giuria? Prima la giuria. Sì. La giuria di questa sera composta da è tornato Alessandro Di Donna, cantante. Buonasera Alessandro. Come va? Bene, bene, freschetto però. Mitri Gioielli nella persona di Francesca Brollo. Eccola qui Francesca, bentornata. È un piacere averti qui con noi. E un bentornato anche all'avvocato Stefano Morrone. Buonasera avvocato. E l'ho nominata prima Antonella Di Gianni, Beauty Way, consulente d'immagine, titolare dell'estetica Beauty Way a Milano. Grazie Antonella per essere con noi. E grazie al giornalista del Gazzettino Lino Perini, grazie mille anche per il contributo ovviamente che sta dando a questo concorso, quindi grazie veramente. E benvenuto al cugino Emanuele Araba, l'ho detto giusto? Ma salutiamo anche Leo De Brandis, vocalist. Ciao, benvenuto. E il bentornato nella nostra giuria, Veronica Di Bella. Ciao Veronica, fotografo, musicista. Hai già carta e penna alla mano con la tua agenda, pronta per prendere nota. Lei è molto scrupolosa, l'ho vista anche in altre occasioni molto scrupolosa, quindi buon lavoro Veronica. Allora, a richiesta di Manuela Tabacco, chiedo gentilmente a Rita Pani, Angelo Carloni, Terenzio Mineresi, attrice, speaker di Radio Peter Pan, una passerella per il pubblico di Miss Aurora. Da dove vuoi? Guarda, la passerella è tua.
Serrate da Mestre.
consegniamo questa sera. Eccoci, allora cominciamo dalla sesta classificata, Miss Amy e Pierre, premio offerto da Red Pons, premio Mario Nota, chiamo ovviamente, dove eccoli là, Amy e Pierre. Sesta classificata, Noemi Bortolan. Grazie Noemi e grazie anche a Amy e Pierre, grazie mille. Amy e Pierre. Quinta classificata, Miss Red Pons. Aspetta che sono i tamburi che mi... Sì che è? Premia il titolare, oh finalmente, ma cioè la nominiamo un sacco di volte, finalmente la conosciamo. Grazie per essere con noi questa sera. Miss Red Pons, che ovviamente riceve un premio offerto da Red Pons, un premio Mario No. E la quinta classificata è Nicole Perlini. Con la quarta classificata, Miss Barcala, premia l'avvocato Marrone, nonché presidente degli avvocati del Rivera del Brito, nonché presidente di giuria. Presidente della Repubblica. Manca il Presidente della Repubblica. Quarta classificata, Miss Barcala è... Grazie. Isabella Marcon. Terza classificata, Miss Acconciatura Immagini di Arianna Perazzolo, premia Arianna Perazzolo. Andiamo sul podio quindi, luce, grazie, grazie regia. Terza classificata è Katia Moro. Classificata Miss Beauty Way, a premiare ovviamente c'è la titolare del centro Beauty Way, Antonella. E Miss Beauty Way è Rachele Cavalin.
prima classificata? Caldara, Rachele, fai netto, la Carlotta, 25, Rachele, numero 7. E invece ho vinto io. Allora, come no? Un applauso a Manuela Tabacco! E insomma, dopo aver dato i numeri, vi dico che la prima classificata in questa seconda selezione di Miss Aurora è Rachele Caldara! E freschissima serata. Io ringrazio ancora tutto lo staff di Villa Casane Martin per averci accolto e aperto le porte di casa loro anche questa sera. Noi ci vediamo il mese prossimo con la terza selezione di Miss Aurora. Grazie e complimenti a tutte le ragazze, grazie, riprovateci ancora perché ovviamente la strada non si ferma qui. Grazie al nostro DJ Andrew, grazie ancora a Tumo Della per un giorno, a tutti i partner che hanno collaborato per la realizzazione di questa bellissima serata. Grazie a voi, grazie ancora a tutti, buon proseguimento di serata e buonanotte. Bene, ciao a tutti amici di G di Ferro Team, siamo arrivati alla fine anche di questa seconda selezione di Miss Aurora. Qui con noi abbiamo la sesta classificata di questa seconda selezione. Sei emozionata di essere passata? Sì, tantissimo, perché comunque è una grande soddisfazione come sempre. Quindi stiamo già preparando, diciamo, la valigia per questi 2 giorni. Hai un po' paura dei corsi o sei tranquilla? No, sono tranquilla. C'è sempre comunque tanto da imparare, fare comunque una scuola molto bella, anche se durerà poco, e farai tantissimo portamento, imparerai un sacco di cose bellissime. Ti sei trovata bene con le tue compagne questa sera? Sì, tantissimo, e abbiamo stretto un bellissimo legame, un rapporto, nonostante insomma ci siamo viste da 2-3 volte, insomma, ecco. Bene, allora grazie mille per essere stata qua con noi questa sera, ancora complimentoni per la tua fascia e ci vediamo alla finalissima. Siamo qui con la seconda classificata, una delle nostre 2 Rachele, che come sempre dobbiamo fare con una velocità stratosferica perché questa povera ragazza dovete sapere che viene dal Lido ogni volta a fare questi concorsi e poverina tutte le volte dice Giulia ti prego devi farmela subito l'intervista se no io non torno a casa, però li voglio bene anche per questo. Come ti sei trovata questa sera? Te l'aspettavi questa faccia? No, non tanto in realtà. Vedo che sei emozionata. Sì, un sacco. Pronta per questi 2 giorni? Sì, dai. Bene, abbiamo visto che l'emozione un po' frega in questi casi. Comunque impareremo a conoscerla molto meglio in questi 2 giorni che saremo qui. Ti ringraziamo tantissimo di essere stati dei nostri anche questa sera e buon rientro a casa. La prossima Lidense. Io con voi 2 una corsa contro il tempo ogni volta. Aspetta, amore, leva questa che sennò è terribile da vedere. Bene, siamo qui con niente po' di meno e con la nostra super vincitrice. Adesso io vi svelo un piccolo segreto. Mentre stavano facendo le premiazioni, la nostra amatissima Rachele si stava impiantando come pochi sulla pavimentazione. Dovete venire a vedere che cadeva un po' all'indietro e poi ritornava su. Era l'emozione.
Sì. Era l'emozione. Io anche gli dicevo, Rachele, sta un attimo, e lei che rideva, gli faccio, ti adoro, guarda, perché fai sempre morire da ridere. Sei felice di avere questa splendida corona, questo splendido scettro, questa fascia importante, 2 giorni da stare qui? Tantissimo, non vedo l'ora di appunto vivere questi 2 giorni insieme alle mie compagne, ovviamente. Con tutti i corsi che dovrei fare, delle cose, sarà un'esperienza stupenda, ne imparerai moltissime cose. Qual è il corso che più o meno ti interessa di più imparare meglio? Allora, devono ancora spiegarceli bene, ma penso quello di palestra, così magari mi torno un po' in forma, che sarebbe ora e tempo. Perché noi sappiamo che dopo la quarantena comunque, ragazzi, ci siamo tutti un po' lasciati andare, perché c'era anche chi faceva palestra, ma penso che Rachele era una del mio team, era quella che si mangiava tutte le torte, la Nutella, le torte, perché noi eravamo quelle delle ricette che poi mangiavano, giusto? Io e lei eravamo queste durante il lockdown. Però dai, abbiamo mantenuto una certa silhouette, lei l'ha mantenuta stupenda, appunto, a riprova di questa fascia, e vai a casa che sennò perdi il feribot come sempre, e ci vediamo la prossima volta, tesoro, ciao. Siamo qui anche con la quinta classificata di questa serata, con un sorriso stupendo più che mai. Hai fatto una sfilata veramente bella, sei emozionata? Sì, molto. Ti vedo che sei un po'... Perché ragazzi, voi da dove siete voi non potete molto capirlo, ma queste ragazze quando arrivano qui sono tantissime emozioni, perché è mettersi proprio in gioco, perché alla fin fine molti dicono vabbè, ma costume, fare questo, fare quello, possiamo farlo un po' tutti. Non è vero, perché alla fin fine anche se una ragazza ha un bel fisico, tu penso me lo puoi riconfermare, ha sempre un po' quell'insicurezza prima di uscire che fa un po' dubitare di sé. Però te è stata bellissima, è stata bravissima e sei passata. E tra poco arriverai qua per 2 giorni. Fai un sacco di corsi, tra l'altro. Quello che ti intriga di più? Quello lo sport sicuramente. Siamo tutte fissate con lo sport qua, ragazzi. Perché dopo anche tu hai mangiato le torte come me, Rachele, durante il lockdown, certo. No, vedi, le mistico e le miss la dieta, questo quello, ragazzi. Durante il lockdown eravamo tutte a mangiare le torte, non neghiamolo, eravamo tutte uguali. Bene, allora, ci vedremo qui in quei 2 giorni, ti faremo un sacco di interviste, ti conosceremo anche meglio, conosceremo anche molto meglio le tue compagne e ci vediamo alla prossima. Grazie, alla prossima. Bene tesoro, abbiamo vinto il 3° posto, il podio. Come ci sentiamo? Vedo un sorriso bellissimo, proprio emozionato, sei contento? Sì, non me l'aspettavo per niente e soprattutto è stata un'emozione perché insomma sono giovane e ho appena iniziato e è comunque una soddisfazione personale. Però guarda che l'età non conta, se sei determinata e comunque sai quello che vuoi, alla fine riuscirai sempre, ricordatelo. Io ti auguro veramente di poter avere tantissime altre soddisfazioni, perché comunque sì, sei giovanissima, però fidati, la vita è iniziata solo ora, hai già avuto delle grandissime soddisfazioni, vedrai che da qui sarà tutto una salita. Sarà tutto in salita, avrai un sacco di fasce e tutt'altro. Sei già al 3° posto, tra un anno ti vediamo già Miss Italia. No, perché non abbiamo ancora l'età purtroppo, però secondo me tra poco la vedremo anche calcare quella passerella. Noi ti ringraziamo tantissimo di essere stata qua con noi questa sera. Ti lasciamo andare a casa perché immagino tu sia stanchissima. Tra l'altro oggi, ragazzi, faceva un freddo pazzesco e non so come hanno fatto le nostre miss. E in bocca al lupo, ci vediamo tra i 2 giorni della finale. Certo. Bene, la nostra 4ª classificata. Abbiamo mancato il podio di un pelino, accidenti. Più che contenta Sei così, mamma. Sì. Felicissima, ma vediamo che va raggiante al 7° cielo. Quindi non te l'aspettavi? No, zero. Ma era uno dei tuoi primi concorsi, ne avevi già fatti? No, ho già fatto di un concorso. Sì, è solo il 2° concorso che faccio di Tu Modella per un giorno, ecco. Ah, complimenti. Beh, diciamo che abbiamo avuto già una bellissima soddisfazione. Comunque hai vinto una fascia per una finale nazionale non da poco, con dei corsi comunque molto importanti, potranno anche aiutarti a crescere come Miss. Te nel tuo futuro vorresti continuare a fare la Miss o vorresti essere più modella? No, più modella, perché comunque mi porterà in altri posti rispetto i concorsi. Vabbè, comunque sappiamo che tutti e 2 i mondi sono comunque molto belli, lontani ma vicini, perché tutti e 2 offrono veramente buone opportunità di lavoro. Perché ragazze, ricordatevi sempre che c'è chi riesce a diventare modella, c'è chi invece riesce a essere solamente una Miss, ma non per questo sarete mai da meno.
Quindi non preoccupatevi perché c'è sempre un posto per tutti, ognuno potrà sempre fare qualcosa. Noi ti auguriamo di diventare una modella, speriamo di vederti un giorno su un palco importante, però prima di tutto questo ci vedremo alla finale. Quindi vai a prepararti la valigia che dopo partiamo tutti e ritorneremo tutti qui per questa finalissima. Grazie mille. Buona serata tesoro e vai pure a levarti i tacchi. Finalmente. Ciao amici di G di Ferro Team, siamo qui alla seconda selezione di Miss Aurora e come potete vedere a fianco a me c'è una figura che non si fa mai vedere, ma perché? Non perché non sia una bellissima donna o una bravissima organizzatrice di concorsi, ma perché lei, come ha sempre voluto dimostrare, come li dimostra sempre, lei preferisce dare posto alle sue miss piuttosto che apparire lei. Quindi ora vi presento Manola, la organizzatrice di tutti i concorsi più belli di Tu Modella per un giorno, concorsi che vanno veramente a livelli molto grandi, colei che ha un corso di portamento molto importante seguito da noi, che potete vedere anche voi nel nostro canale, che oltretutto manda miss a livelli altissimi che riescono a vincere anche in molti altri concorsi, e ora non posso fare altro che lasciare la parola a te. Ciao Giulia, sì, allora come dicevi tu, io sono una donna che non gli piace apparire, ma non perché non posso permettermelo, perché penso che chiunque possa permetterselo, ma perché è giusto dare spazio a chi viene a fare i concorsi. Miss Aurora è un concorso che abbiamo organizzato a livello nazionale, è un concorso che prevede 4 selezioni, è un concorso che ha una finale di 2 giorni, che viene disputata presso questa bellissima Villa Cazzane. Le ragazze arriveranno il 19 dicembre, saranno 25 finaliste e faranno il 19 e il 20 dicembre un tour di 2 giorni presso questa villa. Avranno 2 giorni molto impegnativi perché comunque saranno seguite da veri professionisti, a cominciare dal nostro corso di portamento, con il nostro personal trainer, la nostra make-up artist, i nostri parrucchieri, la nostra consulente d'immagine e insomma chi più ne ha più ne metta. Come ti dicevo, la nostra corona è in vetro di Murano ormai da 5 anni, realizzata da Francesca Brollo. Lo scettro per Miss Aurora è stato realizzato da Antica Murano e la corona della finale sarà una vera opera d'arte perché sarà non solo in vetro di Murano ma realizzata da un orafo che è Gioielli Danieli in collaborazione con Mitri Gioielli. Complimenti, veramente complimenti Manola, direi che ha fatto le cose ancora più perfette di quanto le abbia mai fatte, cioè lei ogni volta che fa un concorso, ragazzi, ve lo giuro, batte ogni livello, sempre, lei riesce sempre a raggiungere già la perfezione e la volta dopo sale sempre il gradino più alto. Complimenti per questa cosa che stai facendo, perché fare un concorso a livello nazionale così fatto bene, strutturato, dove le ragazze sono ben seguite, hanno dei corsi giusti per poter arrivare a una finale ben preparate, è molto difficile da trovare, è molto difficile. Siamo molto orgogliosi delle nostre ragazze perché, come si è visto, le nostre ragazze arrivano anche nei concorsi abbastanza importanti, quindi comunque siamo orgogliosissimi. Poi daremo la news che nel nostro nuovo corso di portamento ci saranno lezioni anche con G di Ferro Team, con presenza, dove insegnerete alle ragazze come presentarsi durante un concorso. Esattamente, perché secondo noi è anche giusto che le ragazze debbano essere complete in tutto, quindi anche doversi presentare in maniera corretta, comunque dover sostenere un'intervista nel miglior modo è sempre un modo per farsi vedere professionali. Quindi è giusto che le nostre miss, soprattutto le miss di Manola, che sono complete a 360 gradi, abbiano anche questa cosa in più che le può aiutare. Bene. Che altro c'è da dire? Ci vediamo, seguiteci. Un bacio a tutti!